Scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Allora, questo nei commenti scrive: ma come cazzo fate ad andare a Pontida? Una raccolta di omaccioni seminudi in cosplay vichingo con tanto di elmi cornuti, praticamente un gay pride autunnale. Per questo che dovremmo andarci. Approfitto di questo momento per salutare la mia ex suocera, perché ci sta salutando un po' a tutti in queste ore, se ne andrà, e non potendo essere lì con lei per darle l'ultimo saluto lo faccio da qua. Ciao Laura. Laura. Ciao Laura. Ciao Laura. Allora ragazzi, seguite i Barbari Eleganti su Radio Libertà. Ciao a tutti. Ciao. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Presidente De Luca, la stronza della Meloni. Sta zitta. Io per esempio mi classifico come il primo degli anormali. Anzi, mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao Fiero, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del Duce. È oggettivo. I nostri valori da mantenere. Cioè, la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Ma adesso non da su Radio Libertà. Barbari Eleganti. Buonasera, bentornati su Radio Libertà qui con i Barbari Eleganti. Bentornato a Gaz, diciamo. Bentornato a Gaz, come stai caro Gaz che è da un po' che non viene a trovarci? Il giorno dopo Pontida ovviamente benissimo. Soprattutto benissimo. Molto sobrio il giorno dopo Pontida. Molto sobrio. Come hai affrontato il ritorno da quel suolo? Ma molto bene, diciamo che freddo non ne abbiamo preso. Te no, perché eri in hotel, certo. No, Noi che da veri temerari siamo andati in tenda l'abbiamo preso il freddo. Era abbastanza ironico, freddo l'abbiamo preso tutti quanti. Sì, ma non allo stesso modo, non allo stesso modo. Vabbè. E un grazie ai militanti che hanno lavorato lì tutto il giorno, sia il sabato che la domenica, insomma ce ne sono tanti. Cucinare, ad allestire, a pulire soprattutto perché c'era Esatto. tanto da pulire, ma lo vedremo dopo nel contributo video. Dopo. Ma soprattutto io ci tengo a ringraziare per il coraggio che ha mostrato il generale Vannacci. E che cazzo, perché già partiamo. No, perché salutare i Barbari giusto. in quel modo lì ci vuole coraggio, quindi grazie generale. Infatti abbiamo il contributo video doppio. Abbiamo pure il contributo qui video. Si vede il saluto. Benissimo, non me l'aspettavo, però ma certo, Gaz, quando io sabato sera ti ho detto Gaz, lunedì in radio ci sarà una bella sorpresa, intendevo questo. Di solito quando tu dici Barbari Eleganti la gente scappa, invece lui no, è rimasto. No, è andato scogna. Vabbè, però nel senso lui comunque è rimasto lì, ha salutato, ha fatto anche un bel video, tanta roba. Esatto. Comunque, bentornati, c'è anche il buon Vittorio e le donne. Buonasera a tutti e fatemi dire che Luca Scognamiglio si è confermato il troll più grande della storia radiofonica. Non aggiungo altro. Ha passato mesi e mesi a criticare il generale, poi alla prima occasione lì a farsi il selfie, a farsi il video. Tra l'altro io allora, piccola parentesi, ero talmente ubriaco che i miei ricordi sono molto offuscati. No, ma tanto la gente lo vedrà dopo, quindi ero talmente alticcio, possiamo dire così, che i miei ricordi sono offuscati, quindi a un certo punto emozionato. Sì, ero emozionato, ero con una persona, non mi ricordo chi, se con il mio amico talebano, se con il Phil, se con Vitto, non mi ricordo con chi ero. A un certo punto siamo entrati nel tendone dove c'era anche il generale perché volevamo farci una foto con lui, e a un certo punto vediamo queste qui, che sarà stata la sicurezza, che vede che ci fiondiamo nel tendone e ci fanno ragazzi un attimo, con calma, facciamo la fila, educati, composti. Allora, perché eravamo lì un po' così e nulla. Peccato non vi abbiano arrestati. Comunque oggi è anche una data importante, perché oggi è il 7 ottobre, esattamente un anno fa succedeva quello che poi
A me appunto è successo in Israele, quindi l'attacco da parte di militanti Di Hamas. nei confronti soprattutto di ragazzi, di famiglie che sono entrati in villaggi piuttosto che delle hanno feste, fatto dei irruzione ragazzi. delle feste, uccidendo, facendo di fatto delle stragi, rapimenti, e che ancora oggi molti ostaggi sono ancora nelle mani dei miliziani di Hamas. Quindi è una data diciamo storica, perché molti noi magari nel 2001 eravamo piccoli, però l'11 Io non c'ero settembre nemmeno. qualcuno anche di noi se lo ricorda, così come l'11 settembre anche il 7 ottobre. Assolutamente. Io ricordo ancora quando lessi la notizia per la prima volta e rimasi veramente scioccato anche dalle prime immagini, quindi è importante ricordare. Oggi a Milano, ma un po' in tutta Italia, ci sono le commemorazioni, no? Voi immagino Noi parteciperete, dopo no? andiamo, sì. Esatto. Quindi A nome dei Barbari Eleganti vabbè, porteremo il vessillo, anche a nome anche a nome tuo, Gaz, a nome dei Barbari Eleganti e di Radio Libertà, e soprattutto a nome tuo, Gaz. Vabbè, apprezzo. Comunque ci tenevo a fare anche una piccola parentesi. Cugino, vuoi dire due parole molto sobrie e moderate prima di mandare il contributo di Pontida? Ma allora, assolutamente riguardano, oltre a ricordare senza purtroppo urlare. sono tranquillissimo, anzi sono anche abbastanza scarico in realtà oggi, quindi Ecco. niente, quindi oltre a ricordare le vittime vorrei ricordare a quei, chiamiamoli in questo modo, vandali, teppisti, che nei scorsi giorni hanno distrutto le nostre città per manifestare a favore della Palestina, che il vostro terrorismo non ci fa e non ci farà mai paura. Quindi noi andremo alla sinagoga e saremo felici di ribadire che stiamo dalla parte di Israele. Assolutamente. Un piccolo cortocircuito, perché noi abbiamo visto anche negli scorsi giorni ci sono state alcune associazioni palestinesi che appunto chiedono la liberazione della Palestina, quelle cose lì, che di fatto nel momento in cui la questura ha negato loro il corteo, loro si sono semplicemente ritirate. Quindi hanno detto va bene, ce lo negate per motivi di ordine pubblico e sicurezza, va bene, non lo facciamo, eccetera. Chi è che è rimasto a fare il corteo? Centri sociali, antagonisti e robe varie, che chiedono la liberazione della Palestina, una cosa che neanche li riguarda direttamente, comportandosi esattamente da quelli che poi vanno a chiamare in giro come fascisti, no? Cioè, assolutamente. è tutto un cortocircuito di un mondo al contrario. Ecco. Per me anticipato. Benissimo, andiamo subito con il contributo video della giornata Pontida. Quindi è Possiamo? finito il momento serio. È finito il momento in serio, dobbiamo beh. andare. Se possiamo inquadrare lo schermo. Questa è la versione censurata, tanto teniamo l'audio aperto così ci saranno i nostri commenti, soprattutto quelli di Gaz, sono curioso. La versione censurata della nostra Pontida 7 minuti, 2024. Vai regia! Oh Matteo Gazzola, che disavventura! Si parte. Partiamo alla grande. Confusione pura. Inizia Pontida 2024. Allora, abbiamo il primo incontro ufficiale tra Matteo Gazzola e il signor Talebano. Signor Talebano. Tra piacere e Lumumbo. La presa d'aria, scogna, no? Le nostre tende molto sobrie, devo dire. Noi abbiamo dormito lì. Quella è la loro. Con tutto il rispetto. Siamo pronte, siamo futuro. Ma vai a fare in... È censurata, versione censurata. Sembra primo un po' alcol quei di Pontida servizi 2024. giornalari. Esatto. No, Gazza, questo è per te. We need to elect Trump, and Trump will result in a cascade of right-wing victories. And I know that Lega will do the same in Europe. So, together, I ask you all. Questo è il momento più bello. Trump, vincere! No, vabbè, questo no, magari. Gazzo, cantavi anche tu questo coro.
La Russia è l'unico paese serio che c'è in Occidente. Ma le elezioni votavano con i militari con i fucili puntati. C'era anche la parentesi di politica. Esatto. Che troll, veramente, che troll imbarazzante. La parte giusta. Ma quella è ripresa Nel frattempo è passato di lì un militare. Esatto. È andato di fatto. Ma non vuol dire che devi andare con i militari e tu se voti ci metti i questo. militari è una partenza di cosa figa. Ho capito, ma appunto Giusto, hanno cazzo. ucciso oppositori politici. E qual è il problema? Ma che cazzo di cagno? Li hanno caricati sul cagno e li hanno fatti bella, questa va tenuta. Ma capisci o no? 6% l'opposizione, 6%. Vuol dire che ha apprezzato il presidente. Ma siamo sulla vostra trasmissione deliante. Certo. Allora, Secondo spritz, vogliamo dire che comunque Satana sia meglio di Gesù. No, vai! Siamo gli unici che l'abbiamo portata. Bellissima la polenta. Non ti cadono le braccia. Era buona come polenta. La bandiera comunque. più gettonata di Pontida. Non l'ha fatto lui. Ciao caro. Ma che polentata. Aspetta! Oh, ma sai? No, fammi andare dal mio amico Frico. Ora vieni. Le piace la polenta? Buonissima. Buonissima. Col frico filano, buonissimo. Polenta e frico? Ho perso Vittorio. Dov'è Vittorio? Come può? Non lo so. Non puoi aver perso Vittorio. Vittorio è imprescindibile per noi. È morto. No! Vittorio non può essere morto. Diffamatore. Vittorio è la mia vita. Vittorio è la mia famiglia. Noi non vogliamo mai! Noi non vogliamo mai! Qui eravamo già partiti. Vai, la gente come noi non molla mai. 2 spritz, un bicchiere di vino rosso, uno champagnino e poi forse qualcos'altro. Non lo so. Vabbè, qua eravamo già partiti. Quindi primo bilancio. Primo bilancio, Cosa dire? molta poca sobrietà, No, devo dire. un Però momento molto divertimento, molti molto- ragazzi che... Sì, no. Innanzitutto complimenti al regista perché sembrava veramente un servizio dei giornalai. Però che al tra l'altro di là- hanno iniziato a seguirci su Instagram, sai, dei giornalai. E infatti penso io che non penso quello, sia tanto quello positiva sarà, la sarà roba la del fine genere. della nostra trasmissione. Io non penso sia tanto positivo questa No, cosa no, qua. assolutamente, assolutamente. Comunque, al di là di questo, in poche parole, diciamo, questi primi minuti Sì, del cioè ci film, spiace per chi sta ascoltando È e un basta mix- senza poter vedere il video perché vi è un perdete il mix meglio, tra- è però un mix tra festa un po' sopra i toni, tanta politica estera. tanta politica Tanta estera. politica estera, tanta politica culinaria, perché comunque vai a scoprire nuovi piatti come la polenta, vai Il a frico discutere- friulano vai meraviglioso. a discutere Se le se persone meglio che hanno preparato quel la frico polenta o il friulano ci frico- stanno ascoltando, meraviglioso. Esatto. Ma cosa quindi facciamo? C'è un po' di tutto, c'è un po' di Cosa tutto. facciamo, ragazzi? Riprendiamo dopo, adesso andiamo con la canzone. no, con la Possiamo canzone andare con la riprendiamo canzone, benissimo. Ferris and Sylvester con Dark Side. A dopo. It ain't poetry, not like you said it would be. I'm not beautiful, and you're not kind. We're unsuitable, but we like it. I'm your cake on the side. I'm the head on your door. I wear velvet, it's your favorite, so authentic. I think I've seen it before. I think I've seen it before. To the dark side. Another sleazy hotel, a
another name at the desk. He's a salesman, here on business. She's a dancer, I think they know how it ends. I think they know how it ends. Let go, it's a beautiful ride over to the dark side, to the dark side. No, no, let it get alive. Now I'm on the dark side, on the dark side. Take me for a drive to the dark side. Take me for a drive to the dark side. Rieccoci su Radio Libertà con i Dopo Barbari Dark Eleganti. Side, una Dark- bella canzone per intervallare una parte del video sputtano, a questo punto lo possiamo chiamare, alla seconda parte. Assolutamente. Preciso, né Vittorio né Gazzola avevano mai visto quel video montato, quindi le reazioni sono assolutamente autentiche. Cosa ne pensi, Gazza? Avresti preferito morire piuttosto che... Sì, no, ma quello a prescindere, quindi... Allora, ci sono anche degli audio molto più compromettenti, ad esempio di una ragazza che chiede a Gazza di abbaiare e lui poi lo fa. non è vero. Però vabbè, quelli verranno messi Ma non nella è vero. sigla di settimana prossima. Con l'intelligenza artificiale tutto è possibile. Ma sì, ora ricordiamo, direi di non è ripartire con la seconda parte. Se possiamo, ok. Allora direi mettiamo anche una qualità un po' più alta, tanto non dovrebbe... Sì. Che bandiera? No, la bandiera di Israele. Palestina, hai detto Questa Palestina? bandiera qua. No, che Palestina? Slava ucraini, Ecco. Putin. Dottor Santini e Royal Slava. Tu pensa come sono messi. Inneggiano il 25 aprile e poi inneggiano dei nazisti. Pensa come sono messi. Lobotomizzati. Giusto, Gazza? Sempre orgogliosamente con la comunità ucraina il 25 aprile. Giusto, Poi cugino? affanculo. Assolutamente, scognamiglio un troll. No, ma vieni anche tu. No, non ci posso andare da solo. Ragazzi, guarda che il capitano deve essere tutto qui. Sei bella che la musica non Allora ragazzi, seguite i Barbari Eleganti su Radio Libertà. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Come Vannacci? Ma hai fatto il video con Vannacci? Come la classifichi questa esperienza? La cosa divertente è che gli ha detto Vannacci di seguire i Barbari Eleganti e sui Barbari Eleganti li abbiamo insultato in maniera incredibile. Esatto. Qui erano già le 11 di sera. Lo vorrei lì. Anche il fil è bello partito. Eccolo! Che carini che siamo, Gaz. Qui Gaz era partitissimo, era partitissimo. Oh, il lecca a forma di piedi. No, io devo ringraziare sicuramente la Giuditta perché L'ha regalato anche a noi quel una nostra lecca. ascoltatrice, perché sì, ma a voi l'ha regalato e basta. A me ha regalato quel lecca dicendo che è una fan, eccetera, eccetera. Quindi un ringraziamento speciale anche da parte mia. Giusto. Benissimo, riprendiamo. Meraviglioso! Vabbè, qui era già partito il degrado, ragazzi. Musica di alto livello, devo dire. Questa è la parte preferita di Gaz, il trenino. Eccolo! Guardatelo che bello! Che drip, che stile, Gazzola. Ma a parte che non ero neanche io. No! Non mi sembra, non era. Buonasera a tutti su Radio Libertà, i Barbari Eleganti, Padania Libera. Ecco, vabbè.
Certo che sì. Come cazzo dormi? Scusa. Signori, eccomi qua, sono qui con voi. Ma cugino, ma ti sei portato il pigiama? Ma che pigiama? È una camicia per dormire? Ma vaffanculo. Ecco. È calda. Ma no, togli le scarpe, veste le create. Ma ragazzi, lo sapete che io vi voglio tanto bene? Bene, direi che da scena questo pietosa. in punto in poi si può chiudere qua. Ah, meno male, meno male. No, bel servizio comunque, manderemo i nostri inviati. Giornalismo di alto Sì, livello, sì. devo dire. Giornalismo d'inchiesta, ma soprattutto c'è stata una parte, ripeto, di politica estera che sembrava tanta roba. Cioè, Sì, meglio di quella di i porta a dialoghi porta, sì. di politica estera. Esatto. Bene. Come stai, Gaz, innanzitutto? Vabbè, No, dai, non ho mostrato no, nulla è di stata- compromettente, no, ma dai. assolutamente no. Dai, dei ragazzi che si divertono. È bello No, far è vedere stato- i giovani che in un momento del genere si divertono. Sono stati 2 giorni pieni, intensi, dove... Due giorni, io li ho visto solo una notte, però. Vabbè, però... No, ci sono stati tanti ospiti, poi ieri c'erano anche tanti ospiti internazionali, ma anche a Pontida Giovani, comunque tanti esponenti che arrivavano dagli Stati Uniti e dai partiti alleati in Europa. È stato sicuramente un bel momento di confronto, no? Poi anche ieri, tra l'altro, c'era anche la partecipazione del premier ungherese Orban, che magari piacerà meno al Vitto, però insomma, tanto... Cioè tu vuoi che il degrado arrivi sempre, comunque, ce lo vai a No, cercare ma tu, non è- Gaz. non è Un po' te la vero, cerchi, non è vero. Gaz, dai. Quindi direi vai con la notizia che ti ho mandato. Questa? Esattamente, perché ora, beh, a Gazzola non A proposito serve. di immigrazione di Iuscole, che penso che Tajani abbia ricevuto qualche insulto sabato, però al di là di questo, Vergogna. collegandoci sempre al tema della cittadinanza, cos'è che è successo? Ecco, guarda, dato che vabbè, a Gazzola non serve perché Vabbè, dopo ma le sue leggi la avventure notizia. russe non gli serve chiedere l'asilo. Comunque Putin vara decreto che offre asilo a chi scappa dalle ideologie neoliberali distruttive. Gaz, vuoi usufruirne di questo asilo politico per le ideologie neoliberali distruttive? Ma non ne ho bisogno. Gelo. Beh, non hai bisogno per Non ne ho bisogno. le tue varie orge in Russia, giusto? No, non è vero. calma. Non è vero. Secondo il decreto... Origini voleva dire, però. Origini però voleva aveva dire. perso una Le è vocale. uscita male la parola. Secondo il decreto, stranieri apolidi potranno ottenere permessi di soggiorno temporanei nella Federazione Russa, oltre a quelli previsti dal sistema di quote e senza prova della conoscenza della lingua russa, se vogliono trasferirsi perché i loro paesi perseguono politiche che impongono linee ideologiche neoliberali distruttive. Quindi, Gaz, se No, tu ti senti chissà- perseguitato in Italia da tutta questa ideologia woke gender, puoi rifugiarti in Russia, Ma dove piace a te. Chissà da fuori come ci vedono disperati all'interno di questa Unione Europea con tutta questa ideologia woke, gender, eccetera, eccetera. Sì. Tanto da offrirci anche asilo, dico, poveretti. Certo, Sono talmente non ci vogliono regalare disperati. non ci vogliono regalare la cittadinanza No. poi per mandarci in guerra come hanno fatto qualche mese fa. Ma no, ma quelli sono gli haters, diranno Ah, così. sì, la propaganda occidentale. Propaganda occidentale, esatto, gli invidiosi, com'è che si dice? Gaz, secondo te quando arriverà il punto in cui sarà necessario, sarà praticamente obbligatorio chiedere asilo in Russia per sfuggire dall'ideologia gender? Quando il mondo sarà Ma che diventato che così domande tanto sono? al contrario Ma smettila che di non si fare potrà fare altro fazioso che di sfuggire in turno, dai. Russia, Gaz? Ma smettila. Passiamo... Ah, tu dici, probabilmente ci siamo già arrivati da 15 anni a A quel parte che il punto. limite con tutte queste ideologie l'abbiamo già superato da tempo, cioè Ecco. non è una novità, però insomma vedremo. D'altronde non voglio essere ripetitivo, però è tutto un mondo al contrario, no? Gira e rigira, è obiettivo, è abbastanza obiettivo, no? Sì. Solo quindi- nella tua testa, cioè abbastanza obiettivo, perché mi sembra che tutti quelli che elogiano la Russia come grande paese, salvatore dei valori occidentali, continuino a vivere al caldo nella loro casuccia senza andare, cioè andate se proprio volete. Ora avete anche l'opportunità, cioè ve l'ha anche regalata il signor Putin l'opportunità. Andate, non vi manca niente, cioè questo che dovete fare. Se vi fa così tanto schifo l'Occidente, provate. Vabbè,
sono discorsi un po' più complicati. E dai, no? facciamoli, prego, tanto abbiamo ancora un bel po' di tempo, Ma Gaz. no, nel senso, non è che puoi affrontare un tema così delicato. Discorsi complicati che dovrebbero fare le persone un po' più esperte, Ma diciamo. a parte quello, non 3 scappati di casa, però insomma, al di là di questo non li puoi fare neanche in 5 minuti, capito? È una notizia che fa riflettere, perché poi è anche vero, cioè se poi ti mandano al fronte cosa fai? Gaz, ma sei sicuro di esserti ripreso da sabato sera? No, Che la hai una voce la un verità- po'. Hai una voce un po'. Assolutamente Da persona no. molto rilassata. Molto proprio. Molto, ma ricordiamoci che a noi. No, va bene, niente pippotto anti. Bravo, Ecco. bravo. Ecco. Bravo, vai avanti con la prossima notizia. Allora, cugino, questa notizia penso che ti farà molto dibattere. Prego, leggila tu. Oh, donna trans sposa ex simpatizzante di estrema destra. Una consigliera di Fratelli d'Italia celebra le nozze. Prego, vuoi andare avanti tu a leggere? Manuela Berretti ha sposato Marco Guidi, officiante la consigliera meloniana Sonia Ghezzi. I due hanno devoluto i soldi delle bomboniere a un centro antiviolenza, quindi insomma un'iniziativa anche notevole. Però Insomma, io non capisco questo motivo di specificare. Cioè, perché uno dovrebbe specificare donna trans si sposa con uno dei Fratelli d'Italia? Ma chi se ne frega? Cioè, sono No. sposati in due. La funzione è stata fatta da una consigliera di Fratelli Vabbè, d'Italia. capirai che scandalo. Beh, non è uno cioè, scandalo, anzi è una bellissima sposa notizia. un ex simpatizzante Un ex simpatizzante di estrema destra. Una bellissima. E allora? Cioè, Beh, è una io non bellissima capisco- notizia, non capisco cioè, il è un senso po' come di- quando parlavamo di Gianbruno, cioè negli ambienti in cui si parla tanto di famiglia tradizionale, poi si è i primi, insomma. Ma no, ma in che questo discorsi, caso ma- non c'è neanche da fare, c'è da elogiare la consigliera auguri che. di buon matrimonio, cosa devi dire? Cioè, che discorsi sono? No, Bisogna va stare elogiata qui la anche- consigliera che cioè, ha. addirittura hanno dedicato. Dov'è che siamo su qua? No, non leggo. Cos'hai no, contro no. questa autorevolissima testata? Ma che cavolo è? Ma vabbè, ok, capito, però cioè, dedica una pagina intera a una notizia del genere, ti fa già capire i problemi che. Di cosa dovrebbero parlare, Gaz, secondo te? Ma magari temi sociali un po' più importanti. Più sociale di questo? Della manovra. Il matrimonio, in Italia non si sposa più nessuno. No, non è vero, ci sono. Ma perché non si sposa più nessuno? A parte che secondo me da qui in avanti i matrimoni aumenteranno, però perché lo sento, lo percepisco. 3.000 matrimoni in un mese, vuoi che non si sposi più nessuno? No, si sposa le persone, figurati. Però non capisco il motivo di metterle in prima pagina in questo modo. Detto ciò, auguri e non so se non so se possono avere figli, però insomma. Ma vedi, invece la consigliera comunale, a differenza tua che sei un retrogrado che se sono che sta amici, ancora ma no, alle. ma non è vero, ma a parte che secondo me col matrimonio uno può fare quello che vuole, cioè io non condivido l'idea dell'adozione delle coppie gay eccetera Sì, eccetera. ma non è quello il Però- discorso, Gad, no, ma cioè. appunto ti sto dicendo, a parte il matrimonio per me possono fare quello che vuoi, io non ci vedo nulla di scandaloso. Se poi ci sia stata una consigliera dei Fratelli d'Italia che abbia deciso di sposarli, beh, cioè cavoli suoi, adesso non capisco dove sia il problema. Anche se Vogliamo fosse stato- dire che è stata incoraggiamo questa consigliera comunale dicendogli che è stata molto coraggiosa? Ma non le E che diciamo dovrebbe niente. celebrare più matrimoni così. Esatto. Ma non le diciamo, ma cosa le devi dire? Cioè, auguri, brava, complimenti. Te Gazzola, saluti. sei veramente uno che non riesce a vedere i grandi atti di coraggio. Ma non capisco la notizia dove sta, cioè che senso ha? Ma Vabbè. la notizia è innanzitutto un ex simpatizzante di estrema destra e poi il fatto che sia stata perché non si può celebrata. sposare. Ma sì, però se sei il primo a dire a rogo e poi ti sposi con uno Magari di loro, era uno di insomma. quelli che non diceva Di quelli, un estremista di destra moderato. magari Certo, può essere, e dopo cioè. l'estremista di destra moderato direi di andare con la seconda canzone, i Deftones con My Own Summer, giusto cugino?
It's the sex. It's There's no crowd in the street, and no soul. Shade is a tool, a device, a savior. I try and look up to the sky, but my eyes burn cloud. Rieccoci su Radio Libertà. Con i Barbari Eleganti Con e i i Deftones con My Own Summer. Cugino, perché hai scelto questo pezzo? Ma anche perché bisognava ritornare un pochettino a portare un po' di metal qui in trasmissione. È giusto che non avevamo abbastanza di metal ultimamente. Ma ultimamente ho portato un po' di pezzi hip hop, quindi ho deciso di tornare con un bel pezzo carico dei Deftones, che sono una delle band più importanti della scena nu metal, per dare anche un po' la carica, anche perché il buon Gaz qui No, il buon Gaz qua ha mezzo bisogno di pace. addormentato. Ha bisogno di pace, di tranquillità e soprattutto di un abbraccio di vittoria. No, ne ho già ricevuti fin troppi e sono già scappato da troppi abbracci di vittoria, quindi va Non benissimo. sono mai troppi, caro Gaz. No, è vero, non sono mai troppi, quello è assolutamente vero, ma manca un po' qualcosa a questa trasmissione di oggi, Che cosa? a questa puntata di oggi. Audio di Scognamiglio, così non ne abbiamo. Tu vuoi suicidarti, hai deciso che ti vuoi suicidare, Gazzola. Va bene, ma se No, perché va bene, mandiamoli. se borderline Io non li volevo mandare, però allora non li no, mandiamo. adesso li mandiamo. Poi tu ti puoi dissociare, chiaramente. Dici mi dissocio, è un cretino, dice lui, però va bene. Io mi dissocierei Se già possiamo a prescindere. mandarli. Ovviamente il signor Scognamiglio è assolutamente ironico. Buonasera a tutti. Metti sul blooper. Sarò veloce, dirò due cose veloci perché sono morente. Numero uno, non puoi fare i cori chi non salta comunista e dopo chiedere un extra tassazione. Che succede? Ecco, guarda, si parte con la censura. Non ho capito che è successo. No, e poi qua, seconda parte un po' più moderata. Bla 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 È stato bla, un problema sti cazzi, sti tecnico. cazzi. Esatto. L'Unione Europea ha le mani sporche di sangue. Ecco. È un'istituzione becera, inutile, che rovina e complica semplicemente la vita ai paesi che la compongono. Molto moderato. Io non so cosa aspetti il presidente che fa di nome Vladimir, non dirò il cognome, a radere al suolo questo tipo di istituzione, ovviamente in senso metaforico. Non è vero. Ciao a tutti. Ovviamente specificherò l'Unione Europea ha le mani sporche di sangue a tempo debito quando starò meglio. Buona serata a tutti. Ma io devo dire che lui non si è ripreso. Non si è ripreso da questo weekend. È spento anche lui perché di solito me l'aspettavo più carico, tranne forse l'inizio dove abbiamo avuto un problema tecnico, però fammi dire da qui, guarda, qui Scogna mi ha appena scritto fermo, non mandare il mio audio, fermo. Cazzi tuoi, troll, adesso l'hai voluto mandare e te ne prendi la responsabilità. Secondo, bisogna attaccare
questa persona qui che sta alla mia destra, l'ultradestra, estrema destra, che invece di tenere la parte sensata dove c'è una giusta critica politica, Vabbè. non dice nulla contro un attacco vergognoso contro le istituzioni europee da parte di questo troll. Cosa devo dire? Io non sono Gazzola, nessuno... difendi le istituzioni europee. Di che ami l'Unione Europea, Gazzola. Assolutamente, ma lui intendeva che bisogna tirare giù l'Unione Europea in senso figurato. Lui diceva sì, l'Europa come continente, lui quello. No, ovviamente quello no. Anche se poi se tu dicessi una roba del genere davanti a un giornalista di Repubblica, quello lì prenderebbe il virgolettato, farebbe intendere tutt'altro, però ovviamente è tutto in senso Abbiamo una figurato. chiamata? Sì, buonasera a tutti di Getta. No, buonasera. Buonasera. Allora, signori, voglio spiegarvi questo stasera. La Lega è isolata, questo l'ha detto qualche giornalista italiano, che purtroppo è giornalista ma non si merita questo titolo. Sì. La nostra Lega, ragazzi, non è per niente isolata. Cari giornalisti, non giornalisti, questo vuol dire che come ieri a Pontida noi siamo al centro della politica internazionale, altro che noi della Lega isolati. E poi anche aggiungo, viva Lepanto e un saluto da Lisetta. Tutto qua, vi saluto, buonasera. Grazie, assolutamente, viva Lepanto sempre. Cugino, tu che sei quello un po' più studiato in ambito storico, condividi il viva Lepanto? Ma è stata una battaglia sicuramente importantissima, con delle curiosità anche interessanti, e comunque sì, giornalai lasciamoli parlare, cioè comunque sei al governo, quindi non è che sei isolato, che cosa devi essere isolato? L'unico isolato qui è Gazzola, che come al solito sta lì al telefono a messaggiare mentre siamo in trasmissione. La signora Io direi che è già tanto un miracolo se si è signora- presentato qui oggi, viste le sue condizioni. No, ma assolutamente, la signora ha detto bene, cioè la Lega non è isolata, e dimostrazione è il fatto che ieri sul palco di Pontida, non riesco anche più a parlare, c'erano le delegazioni estere di tanti paesi europei, non solo, quindi altro che isolata. Sì, di tanti partiti, tutti al governo dei rispettivi paesi. Beh, Orban sì, dai. Orban sì, c'era l'FPO che ha vinto le Orban elezioni sì, in e gli Austria. amici di Orban cosa fanno al Parlamento europeo, cugino? In che festini? Beh, sì. vanno di solito, sono abituati a fare festini un po' tra di loro, come il nostro Gaz. Smettila. Tanto vabbè, in Ungheria sono abituati a farlo con le spese No, dei c'era contribuenti, c'era anche quindi il rappresentante l'FPO che ha vinto settimana scorsa le direi di elezioni tralasciare. in Austria, quindi altro che isolati. Allora, Altro che andiamo a isolati. Nocera Inferiore. Nocera Inferiore, rissa sfiorata tra mamme davanti alla scuola. Una di loro si abbassa i pantaloni e grida: "Il mio culo è più bello del tuo". Poteva capitare ovunque. Cioè, poteva capitare ovunque. Vabbè, è un po' il livello che ci ritroviamo in certi posti. Sì, i genitori dei ragazzi della scuola primaria De Lorenzo, elementari e medie, e quelli del liceo classico Vico di Nocera Inferiore, provincia di Salerno, nonché gli studenti stessi, hanno assistito a una singolare lite. Protagoniste due mamme che se le sono dette di tutti i colori in piazza Cianciulli, a 2 passi dagli istituti. Hanno iniziato a litigare per poi sostenere, ognuna a modo suo, di avere un corpo migliore. Una delle due, forse per dimostrarlo, ha provocatoriamente abbassato i pantaloni mostrando il suo lato B. Un'azione che ha scatenato l'ira della rivale, seduta... Un secondo. L'ira della rivale sedata solo con l'intervento di altri genitori intervenuti per evitare il peggio. Gaz, tu dove sei andato a scuola? Io a Milano. Anche elementari, medie, superiori, No, tutti a Milano? elementari medie dalle mie parti, quindi A San Donato. una bellissima San Donato. Nella Sì. splendida San Donato. A San Donato, ti è mai capitato di vedere delle mamme che litigano su chi... Ma per su chi di fortuna loro... no, ma per fortuna no, anche perché erano tempi diversi. Cioè io mi sento anche un po' vecchio a dire queste cose, però erano tempi diversi perché c'erano anche forse genitori con un'altra mentalità. Una società un po' meno malata, un mondo un po' meno Ma va, scontrato. Quindi gira e rigira, torniamo sempre lì. Ai miei tempi le mamme non si Esatto, spogliavano per esatto. dimostrare di avere il culo migliore Esatto, davanti alla ma non scuola. accadeva, ma era impensabile una roba del genere. Oggi ti aspetti di tutto e di più.
Basta, questa è la fine del tuo discorso. Ma direi che vedendo la latitudine non è una cosa che mi sorprende. Ecco, Cioè, va bene, non probabilmente anche 20 anni fa, quando Gazza ha frequentato le elementari, a Nocera Inferiore succedevano queste cose. non è vero, Credo faccia parte del folklore locale. Ecco, allora se abbiamo degli ascoltatori di Nocera Inferiore, vi invitiamo a chiamare o comunque dalla provincia di Salerno, vi invitiamo a chiamare per smentire queste assolute infamie. Infamie. Vogliamo andare su qualcosa di un po' più serio, ragazzi, visto che è stata Andiamo una su puntata qualcosa di più abbastanza... serio. La politica proprio, la politica internazionale, gli esteri proprio più Parlavamo puri. prima della politica estera, abbiamo parlato di Russia e Ucraina, di Israele e Palestina, andiamo nel Regno Unito. Gazza, il Regno Unito, ti piace il Regno Unito come paese? Sì, secondo me Boris Johnson era con noi Doveva rimanere lì. No, ma era con noi sabato sera a Pontida, perché deve aver rilasciato delle dichiarazioni. No, beh, po'... questa dichiarazione l'ha fatta una settimana fa, però chiaramente noi le commentiamo sempre di settimana in settimana, quindi... La rivelazione di Boris Johnson: durante il Covid pensai di invadere l'Olanda per riprenderci i nostri vaccini. Il clamoroso piano folle dell'ex primo ministro raccontato nelle sue memorie. Discutemmo di un'operazione a milioni. Cercai di farlo rimanere in Inghilterra con un discorso da uomo. Boris Johnson pensò di invadere l'Olanda per riprenderci le nostre dosi di vaccino anti-Covid. A liberarlo è lo stesso ex primo ministro nelle sue memorie Unleashed, il nuovo libro, che arriverà nelle librerie inglesi il 10 ottobre prossimo, quindi tra 3 giorni, ma che in questi giorni sono già ampiamente serializzate sul Daily Mail. Gazza. È grave, è grave. È grave perché i paesi non si invadono. No, io non Giusto, di che i paesi non si invadono, maledetto russo. Di che i paesi non si invadono. Ma per carità, ma non si invadono. Anzi, vabbè, però è grave perché tu poi non capisci se questo qua è serio o fa finta, perché dice durante il Covid pensai di invadere l'Olanda se si riprendono i nostri vaccini. Oddio. È serio o no? Secondo voi? Ma certo, assolutamente. Io ricordo che Boris Johnson durante il suo mandato, Boris Johnson si è dimesso a luglio 2022. Dal 24 febbraio a luglio 2022 Boris Johnson è stato uno dei capi di Stato e di governo più al fianco della causa ucraina. Giusto, cugino? È giusto? Meno male che poi è cambiato. Ecco, infatti. Cioè no, ma non per quello ovviamente, vabbè. Ma allora, innanzitutto l'articolo... Pensa avere al governo uno che fa dei ragionamenti del genere. Ma stai zitto, Gazzola, dai. Questo è l'articolo, ovviamente, di Repubblica e non poteva essere altrimenti, cioè, può essere anche che ha tagliato una parte abbastanza fondamentale. Cioè, questo è un... racconta Boris Johnson, ha detto che è una cosa che ha pensato. Che ha pensato mentre si trovava in terapia intensiva a causa proprio del Covid, e quindi lo giustifica fare questi ragionamenti. Ma era in un periodo dove ha messo pure lui, dove era di deliri, cioè era malato in quel momento. Era un leader di governo in pieno delirio, quindi. Era in delirio, era in terapia intensiva, intubato, che stava per morire a causa del Covid, e ci sta che hai dei deliri, scusami. Vabbè, meno male. Ti sei mai ritrovato in terapia intensiva a causa del Covid? Io da presidente di Stato trovarmi... Allora, io spero veramente che non capiti mai una roba del genere a Biden, che magari c'ha di fianco il pulsantino rosso della nucleare e in pieno delirio, mentre sta arrivando un bel infarto, schiaccia quel pulsantino rosso e fa scoppiare la terza guerra mondiale. Vabbè che anche senza... Ma tu pensa a quel vecchio malato d'Alzheimer di Putin, dai, ma che cosa devi pensare a Biden? Che sia uno o l'altro, però non puoi giustificare una frase del genere, poteva essere anche in terapia intensiva. Ma è ancora più scemo a dirlo in radio, ai giornali o rilasciare dichiarazioni del genere. Nelle sue memorie, nel suo libro.
Ah, nelle sue memorie, peggio ancora. L'ho detto 4 volte che era scritto nel suo libro. Peggio ancora, anche perché così rimane scritto, cioè, vabbè, c'è un limite a tutto. Ma non mi stupisco se poi questi qua sono gli esempi del buon Vittorio, cioè il buon Vittorio che segue questa Ma gente qua, smettila, dai. e non mi stupisco poi di certi appoggi internazionali che fanno. perché Tipo che decide di supportare Joe Biden invece che Donald Trump, cugino, quello è ancora Ma abbastanza... innanzitutto quella ce la siamo la legata candidata è Kamala Sì, Harris ma in prima questo era Joe momento. Biden e tu supportavi Joe Biden, cugino, dai. Ma allora, I nostri scusatemi, ascoltatori sono attenti, scusatemi. non se lo sono dimenticato. Ma scusatemi, questo gli sta minacciando di fare sanzioni ma anche contro l'Europa che distruggerebbero l'export italiano e voi lo state sostenendo. Fa Cioè gli io interessi del suo paese, America First. io spero che vinca uno invece che comunque da italiano che non faccia difende gli interessi degli Stati Uniti. No, che Questo faccia, dici. che faccia anche Titolo gli di interessi giornale, dell'Italia. Vittorio Le Donne di Radio Libertà. Sostengo Kamala Harris perché non fa gli interessi degli Stati Uniti. Attenzione che è più influente di Taylor Swift così, Sì. Beh. Tanto hanno fatto uno studio e hanno visto che Taylor Swift non ha spostato sostanzialmente nessun voto dopo il suo endorsement, anzi ha riunito lontana da sé tutta una serie di persone indecise che hanno visto l'endorsement di Taylor Swift come un sostegno delle elite verso Kamala Harris e quindi hanno deciso Ma di come schierarsi tu non con Trump. non avevi seguito Io il sono Swifties fino alla fine, quindi se me lo chiedi in quanto Swiftie ti dico che supporto Kamala Harris, però in quanto cittadino, in quanto persona di buon senso... Poi l'hai vista, c'è Kamala, tu basatissima con quando gliel'hanno chiesto se un ladro dovesse entrarmi in casa, io lo stendo lì per terra con la pistola, essendo armata, cioè allora, quella è proprio basata come donna. Sì, possiamo dire che Kamala Harris ha fatto una dichiarazione più di destra della maggior parte della destra italiana, probabilmente. Cioè Gazzola, se glielo chiedi ti dice no, gli offro un caffè, gli offro chiedo un se ha brutte caffè. intenzioni, la maleducazione, la sua brutta figura di ieri sera. No, spiegaci questo particolare, perché io me lo son perso. Stava al cellulare, ci credo che se lo perde. No, in che senso ha fatto le dichiarazioni più a destra di Trump? Una che dice se mi entra un ladro in casa lo sparo, se non è una dichiarazione... Lei lo dichiara, lui lo fa, sta lì un po' la differenza. Ma non lo fa, ma lui è uno che neanche ha bisogno di farlo. Nella sua Trump Tower avrà fiori e fiori di servizi di sicurezza che lo proteggono. Lo fa per dire, ovviamente non è che lo faccia di... Vabbè, era per dire comunque, non... Ragazzi, penso che sia arrivato il momento di chiuderla qua questa settimana. Grazie. Hai intenzione di assentarti ancora d'ora in poi? Innanzitutto ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma e devo dire che dopo il contributo video di prima, se decidessero e il fatto che un conduttore si sia palesemente presentato ubriaco in trasmissione, se ci volessero chiudere la trasmissione direi che avrebbero tutte le ragioni di questo mondo. Ma assolutamente non è vero, non è vero. No, assolutamente non è vero. Ho capito, ho perso tutta la voce che avevo. Sì, la voce. La voce. Assolutamente sì, però per fortuna questo lunedì sta concludendosi per bene, no? E io poi non garantisco le prossime presenze, dipende un attimo dalle condizioni. Meteo. Non solo meteo, dalle condizioni... Se nevicherà. Sì, se nevicherà, un po' di nebbia, ascighera, lo so. Sì, perché poi lo perdiamo, va a sciare e chi lo recupera più. E tra poi inizia la stagione dello sci e questo qui scia per 8 mesi all'anno. Ma soprattutto da quando... mi sono anche dimenticato quello che volevo dire, però... Va bene, ecco, stavo dicendo, se mi fanno qualche attentato il lunedì prossimo, magari prima di venire in trasmissione o qualcosa del genere, voi capirete il perché non sono in radio, però vabbè. E poi chiederai di invadere l'Olanda dalla terapia intensiva. Esatto, dalla terapia intensiva però. Bene, signori, spero che questa puntata molto sobria, molto delicata vi sia piaciuta. Noi ora vi lasciamo con i Red Hot Chili Peppers con Can't Stop, canzone scelta dal buon Gaz. Perché non ci fermiamo mai. Perché non ci fermiamo mai. Benissimo, a settimana prossima e, come sempre, viva i piedi!
Can't stop, addicted to the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Just get closer to the reservation. Deep pump the pistol that you pay for. This pump the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knock out the ball, you better come to. Don't buy another to the sun do. Go write your message on the pavement. Felt so bad, I wonder what the wave meant. White heat is screaming in the Congo. Complete the motion if you stumble. Go ask the dust for any answers. Come back strong with 50 belly dancers. The world I love, the tears I drop to be part of the wave. Can't stop. Ever wonder if it's all for you? The world I love, the trains I hop to be part of the wave. Can't stop. Come and tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone.